Buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio giovanile. Oggi siamo qui per commentare al Giovanni Aloisio di Misilmeri la finale regionale del campionato Juniores. Infatti lo Sciacca riesce a liberarsi dalla sfera e c'è anche il contropiede con Totto da Draci. La palla allargata sulla destra. Il giocatore dello Sciacca che rientra e calcia, deviazione. È chiamato all'intervento Amato ad un passo dall'1-0. Rimessa laterale battuta adesso da Basile, la palla arriva sulla testa di Graci e si deve allungare facendo un grandissimo intervento Amato. Va col mancino, era Soter la conclusione, poi il pallone torna ancora al 4 del Pirolo Gargallo, rompe una potenza a piovere. Mentre viene battuta questa punizione all'interno dell'area di rigore dello Sciacca, con il Pirolo Gargallo che attacca, zona tiro e grande conclusione in porta. Si sblocca il risultato al minuto 25. Il Pirolo Gargallo è avanti nel punteggio. Con una grandissima conclusione da fuori area. Palla sul secondo palo, sembrava buona. Si difende però il Pirolo Gargallo. Mentre lo Sciacca potrebbe pensare di andare al tiro con Pecorino che ha allargato il gioco. La trama è continuata, ma è terminato sulle braccia di Amato. Un lancio che arriva fino alla testa di Castrogiovanni e quindi il Pirolo Gargallo riparte per cercare di chiuderla. Occhio a questo cross in mezzo e l'intervento prodigioso di Di Maggio sul tocco di Bucchieri. Miliotto protegge il capitano dello Sciacca, il tocco all'indietro per Russo, vince il contrasto Graci e allora può avanzare l'11 che poi va in porta direttamente a calciare. Finisce sul fondo di pochissimo. Possibilità di fare playoff. Ok, intanto a questa azione manovrata dello Sciacca che si trasforma in un bel tiro anche molto interessante da parte di Perna, che è andato a impegnare i guanti di Amato. Col destro Azzaro si deve allungare e metterla sopra la traversa di Maggio. Continua l'azione del Pirolo Gargallo, fatto questo inserimento in area di rigore. Non esce il portiere, zona tiro! E c'è il raddoppio del Pirolo Gargallo, che significa che la finale è chiusa. Ormai ogni esultanza e arriva adesso il triplice fischio che decreta la fine della finale regionale tra Unitas Sciacca e Pirolo Gargallo. Vola in finale la squadra siracusana, risultato finale di 2-0.